Benvenuti a Call Center Cortesia. La trasmissione in cui la gente che ha problemi chiama qua, tanto non che se neanche un minimo di filtro, rispondiamo a tutti, vabbè. Ma comunque io sono lo straordinario Vianeo da Mestre e risponderò con grande rispetto. Chi sei il moltonche che avevamo in linea? Buonasera, sono Tommy, sono un padre disperato. Cos'è successo, Tommy? No, mio figlio è ingestibile, non ce la faccio più, guardi. Dai, Coco, porta pazienza, è un puteo. Pazienza, corre per casa, mi pittura tutti i muri, mi cava tutte le energie, è ingestibile. Vabbè, dai, è un bambino, porta pazienza. Tu adesso dici è ingestibile, ma ricorda che un giorno ti mancheranno quei murali straordinari fatti da quel giovane artista la cui creatività tu hai distrutto dicendo no. D'accordo? Un giorno tu ricorderai quella musica straordinaria di quei passetti la notte, in corridoio, e ti mancheranno. Ricordati che un giorno ringrazierai per aver donato tanta energia a quella creatura. Accidenti, sa che forse ha ragione Vianeo. Da come parla si sente che lei è un bravo papà, grazie. Quanti figli ha? Fioi, ma neanche uno, ma sei fuori di testa, ma cioè, te rompe e vai camminando su e sopra a casa e ti smerda tutte le pareti, te cava la vita, ma stiamo scherzando? Ma allora, come fa a dirlo se non ne ha? Ma sono zio. Ah, zio, beh, che bello. Beh, che bello, il puteo della mia sorella, insomma, come dire, sei un po' invadente, sei un po' rompitotali, come posso dire? E parla sempre mai di me, sempre. Vabbè, è un bambino. Coi carabinieri, more, non si fa, dai. E allora vede che sono ingestibili i bambini oggi. Non è che ha qualche metodo, qualche consiglio per educarli? Ma guarda, ci sono diversi metodi, ad esempio c'è il metodo montessoriano, il metodo steineriano, ma io ad esempio penso che siano dei metodi forse un po' superati. Io ti propongo 3 metodi nuovissimi, infallibili. Grazie. E allora il primo è il metodo Bud Spenceriano. Bud Spenceriano? Sì. Ti che dà schiaffoni, ma cantando po 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 po. Sì. E il secondo è il metodo John Rambico. Praticamente mentre il tuo figlio ti parla, ti guardi con corteo in manco gli occhi da matto. Lui smetterà di fare inutili domande. Beh, certo. E il terzo metodo? Il terzo è il metodo che preferisco, è il metodo Don Matteo. Ti accolgo, ti ascolto, ti perdono. Ma ricordati che ogni puntata muore qualcuno. Grazie mille Vianeo. Grazie. Putei, manco arroganza.